Buongiorno, ben ritrovati. Come vedete non sono da sola, ma sono insieme a Ines Cavalcanti e a Flavio Giacchero. Abbiamo deciso di dedicare questo spazio per raccontare a chi ci segue come è nato e come viene organizzato il premio Stana, perché poi voi vedete me parlare, sentite gli interventi delle persone video o in diretta, ma dietro tutti questi interventi, dietro queste 3 giornate di premio, ci sono mesi e mesi di lavoro alle spalle e molte più persone di quelle che vedete che si impegnano per fare in modo che tutto questo venga realizzato. Dunque, io ora lascio la parola a Ines e Flavio, che sono due di queste tante persone che rendono possibile la realizzazione di una macchina così grande e così complessa come il premio Stana. Buongiorno a tutti, e vos dau un saluto in lingua occitano e vos conto un po' come è nato il premio Stano. Tante persone mi chiedono: ma come fate a far arrivare ad Ostana fisicamente? Adesso quest'anno il premio è online, ma comunque in genere arrivano proprio fisicamente queste persone da tutte le parti del mondo. E come ritrovate queste persone? Allora, il premio Stana Scrittura in Lingue Madri nasce nel 2008 per un'idea di Walter Giuliano, che è un appassionato delle culture delle lingue, e che appunto ha lavorato nella città, in provincia di Torino, anche come assessore alla cultura, e che vedeva che mancava diciamo, sul mercato letterario questa fascia dimenticata di scrittori che scrivono in lingue meno diffuse e che spesso non trovano persone che siano in grado di tradurli, e soprattutto anche poi case editrici che li pubblichino. Allora, partendo dal presupposto che la diversità linguistica è comunque uno dei valori che ci sono all'interno dell'umanità, che è un diritto umano inalienabile, il fatto di poter mantenere la propria lingua, la propria cultura, nel 2008 si è iniziato a invitare ad Ostana, attraverso appunto dei canali che lui conosceva e che alcuni altri conoscevano, degli scrittori. Tra cui voglio ricordare che c'era anche Boris Pahor, che è uno scrittore di lingua slovena, che oggi è vivente, ancora ha 105 o 106 anni, e quando è venuto su da noi in effetti era già molto anziano. Quel primo anno si è incominciato, diciamo, a tessere il formato del premio Stana, che normalmente era composto di 6 sezioni che poi sono diventate 8. C'è un premio speciale, viene dato a delle persone che si sono dedicate alla lingua e alla cultura dei popoli, anche non scrivendo nella lingua originale. Faccio un esempio: l'abbiamo dato a Sergio Salvi, che in Italia nel 1975-76 ha scritto 2 libri che per noi sono stati fondamentali per far conoscere a tutti gli italiani la questione delle minoranze linguistiche. Uno era Le Nazioni Proibite, dove lui presentava tutte le lingue dell'Europa, che appunto delle nazioni senza Stato, come si diceva allora, e Le lingue tagliate, che parlava delle lingue diverse dalla lingua italiana, che è stato un libro propedeutico anche a Tullio De Mauro, grande linguista, che in quel periodo in cui è passata la legge 482, norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche, fortunatamente era ministro. E quindi abbiamo incominciato nel 2008. Nel 2009 per problemi organizzativi non abbiamo potuto fare il premio, ci dispiaceva molto, e nel 2010 abbiamo iniziato a farlo, e ininterrottamente lo abbiamo fatto in presenza fino a 2 anni fa. Quando è arrivato il Covid abbiamo dovuto trasformarlo non in un premio, perché noi qui non diamo premi nell'evento online. Il premio deve essere ritirato ad Ostana in presenza, con la partecipazione a un laboratorio artistico che dura 3 giorni, affinché avvenga una fusione di quello che noi chiamiamo in convivenzio, cioè 3 giorni dove praticamente gli autori
gli accompagnatori e il pubblico si fondono in un'amalgama comune e da lì nascono nuove idee, nuovi rapporti e nuove opportunità. Dal 2011 noi ci siamo avvalsi dal 2010 in poi, cioè noi ci siamo avvalsi di persone che antropologi, persone che hanno delle associazioni in luoghi del mondo dove noi non potremo mai arrivare, che conoscono bene il luogo dove viene invitato l'artista e conoscono anche bene insomma la persona, che cosa ha fatto, quali sono le sue prospettive e anche tutte le dinamiche linguistiche. Quindi da allora in poi praticamente noi ad Ostana sono passati un centinaio di autori, abbiamo messo 2 sezioni nuove, una sezione al cinema e una sezione alla musica, e quindi adesso avremo 8 sezioni. Poi non so se dopo questi 2 anni di premio Ostana Online Evento conserveremo il modello così come era, oppure se questi 2 anni ci hanno permesso anche di vedere insomma delle situazioni diverse e quindi di cambiarlo. Adesso sono 2 anni, questo è il secondo anno che facciamo il premio Ostana Online in partage, quindi il prossimo anno se insomma ci sarà il premio Ostana in presenza, ci sarà un premio Ostana Online Evento in partage e un premio Ostana Online in convivenzio che magari si fonderanno insieme in un unico modello e vedremo insomma. Comunque noi vogliamo continuare a fare il premio Ostana. Quindi quest'anno sono passate ad Ostana il premio Ostana a 44 lingue e noi abbiamo un archivio che adesso questo archivio non è su www.premiostana.it dove potete vedere i materiali dell'anno scorso di quest'anno, ma ce l'abbiamo su www.chambradoc.it, che è il sito dell'organizzazione che io rappresento e che organizza il premio. E lì ci sono dei materiali che evidentemente per ogni autore c'è la biografia dell'autore, ci sono dei pezzi letti direttamente dall'autore. Ora è evidente che i primi anni del premio i materiali logicamente non sono belli come quelli di quest'anno o come quelli degli ultimi anni, perché noi ad Ostana anche il luogo in cui facevamo il premio era un po' pionieristico, mentre adesso insomma c'è a Miri-Brat c'è un locale che ospita il premio che è anche di grande pregio artistico e quindi architettonico, quindi lavoriamo sicuramente in un modo diverso. Noi ci ripromettiamo, ecco, quest'anno negli intervalli tra le varie conversazioni, per far conoscere questo materiale di archivio che noi abbiamo raccolto in tutti questi anni, abbiamo chiesto a Flavio Giacchero, che è un etnomusicologo, è una persona che ha molta sensibilità nei confronti di questi argomenti, proprio perché ha sempre trattato il tema delle lingue da questo punto di vista, e anche un musicista che suona in diversi gruppi, tra cui un gruppo di lingua occitana e franco-provenzale che si chiama i Bleu Lazare. Gli ho chiesto di fare delle playlist che facessero vedere i materiali che in questi anni sono stati raccolti. Secondo me il lavoro che lui ha fatto adesso è molto bello e quindi adesso vedremo come riorganizzare l'archivio anche sul sito di www.premiostana.it, in modo che ci sia tutta la storia del premio Ostana, che è davvero secondo me una storia unica e interessante. Io passerei la parola a Flavio, che non aveva visto tutto l'archivio perché lui è arrivato dopo nell'organizzazione del premio Ostana, perché dica qual è la sua impressione e anche come lui ha organizzato queste playlist e secondo lui anche quali potrebbe essere la visione di un'archiviazione che può andare nel futuro e che possiamo offrire ai nostri lettori. Sì, buongiorno a tutte e a tutte, grazie Ines, grazie delle belle parole che hai detto, hai già detto molto. Sottolineo un aspetto che prima di raccontare nello specifico il lavoro sulla playlist, che è quello dell'importanza del territorio proprio con le lingue, cioè una cosa
con una forte connessione tra le lingue, le minoranze ovviamente, e i loro propri territori. Ad esempio ne è venuto fuori un bellissimo racconto ieri con la lingua Karen, ad esempio nel nord della Thailandia, ed è così per tutti. Per quello anche il premio Ostana insiste, finché era presente ma sicuramente si riprenderà, di portare la gente in un piccolo paese alpino, Ostana appunto, per far respirare anche quel luogo che è fatto certo di lingua soprattutto, ma di cultura e di suoni. Ogni territorio ha le sue specificità. Ieri ci raccontava Ching, questo di lingua Karen, che appunto hanno un progetto che vogliono accompagnare le persone non proprio all'interno della foresta, che ovviamente è riserva per gli indigeni locali, ma nei pressi, vicino, quindi proprio per far respirare questo luogo, questo mondo. C'è una forte connessione con le culture, ogni cultura, i territori e le proprie lingue. E quindi partendo da questo, la mia prima impressione quando è venuto fuori l'idea di questa playlist, Ines ha detto: ma sì, proviamo a guardare cosa abbiamo in archivio. E io sono entrato in un mondo estremamente affascinante, estremamente articolato e ricco di suoni, di lingue, di espressioni, di corpi, di storie, di poesia, di letteratura, di pensieri, di dolore, perché poi molte volte queste lingue minoritarie ovviamente subiscono, però appunto con questi mezzi tecnologici hanno anche la possibilità di avere una voce più forte, di arrivare più lontano e soprattutto di mettersi in connessione. Quindi l'idea di questo flusso, della playlist, era proprio di dare un flusso di emozioni, di lingue, di suoni, per entrare all'interno di questa ricchezza estrema che è rappresentata da lingue, ma anche appunto, ripeto, da territori e di cultura che vanno protette. Oggi tra l'altro è la giornata mondiale dell'ambiente e chiaramente nell'ambiente ci sono degli ecosistemi che vivono, così come lo sono le culture e le lingue. E quindi si è partito da tutto, dall'inizio, insomma, a fare una selezione di questi materiali estremamente interessanti e legati insieme. C'è tanto materiale, tante robe, ci sono molte letture di poesie fatte dagli stessi poeti, ovviamente con le proprie lingue, sottotitolate in modo da poter insomma capire anche il testo proprio. Ma ci sono momenti di questa convivialità che proprio è quasi richiesta, ma in realtà viene spontanea durante le presenze del premio in Ostana, e quindi dove si canta. Il canto è ancora una forma della tradizione alpina, ma non so, cioè di tutte le culture, dove non solo viene fuori la lingua, ma anche un certo tipo di socialità, di stare insieme. Oppure il cibo, il rito del cibo, di mangiare insieme, quindi di chiacchierare, insomma, ci sono questi momenti. Però ci sono poi, per farla breve, insomma, per arrivare agli ultimi anni, l'altro anno, per dire il primo anno tremendo di pandemia che ha preso tutto il mondo allo sprovvisto, il Premio Ostana non si è fermato, e non si è fermata neanche la documentazione. Si è chiesto a molti degli scorsi premiati degli anni passati, di mandare una lettera video filmata, breve, in cui facevano certo un saluto a distanza al premio, ma soprattutto che narrasse di come vivevano, di come ognuno di loro questo momento effettivamente straordinario del bene e del male. E quindi la documentazione è continuata attraverso il pensiero, attraverso le lingue, ma anche delle nuove creazioni che la Chamber Doc, ma il premio stesso ha richiesto ad alcuni artisti. E quindi c'è stata la narrazione, ad esempio, della pestilenza del XIV secolo nel Cuneese, oppure la declinazione del Kuntac, che è questa parola che è ancora utilizzata nelle valli franco-provenzali e valloccitane, che appunto arriva direttamente dalle pandemie del passato. E quindi insomma si va avanti. Sicuramente l'organizzazione di questo archivio dovrà essere fatta in modo che sia il più semplicemente accessibile e individuabile da qualsiasi parte del mondo. Quindi sicuramente questa è una ricchezza. Sicuramente questi due ultimi anni terribili da un lato, ma hanno spronato anche insomma l'intelligenza e la forza di andare avanti inventandosi nuovi sistemi. Chiaramente questa tecnologia non deve prendere il sopravvento, ma come diceva giustamente Ines, che appunto è la direttrice
artistica, possono magari aiutare a fare una parte in più, ma è importante che questa convivenza, il partage sia soprattutto quando possibile in presenza, perché comunque nulla può sostituire la bellezza di stare vicini. Assolutamente sì, non posso che concordare con quello che quello che ha detto adesso Flavio, e ovviamente io credo che il contributo di Ines e il contributo di Flavio nel raccontare che cosa c'è dietro queste 3 giornate sia fondamentale, no? Molto spesso si vede un risultato che ha una durata limitata nel tempo, in realtà non si pensa mai a tutto quello che è il lavoro anteriore, no? Pensate soltanto alla ricerca delle persone da premiare, la verifica che quello che fanno sia realmente un lavoro non solo letterario ma anche culturale nei confronti della loro comunità, i contatti, la difficoltà di raggiungere persone lontane. Non so, io ho memoria di quando è stato ospitato questo autore tibetano che ha avuto difficoltà ad arrivare a Ostana perché ha dovuto chiedere un salvacondotto al governo cinese, aveva 48 ore per lasciare il Tibet, arrivare a Ostana, ritirare il premio e ritornare a casa. Quindi ci rendiamo anche conto che entrando in contatto con persone così diverse ci sono delle realtà che per noi sono assolutamente inimmaginabili. In parallelo ci sono delle realtà che abbiamo condiviso. Ieri questo autore musicista thailandese raccontava di come in Thailandia chi parla la lingua Karen è in qualche modo svantaggiato e a scuola i bambini sono addirittura puniti se parlano questa lingua, che è una lingua considerata minoritaria. Questo ha visto, come dire, diverse persone che ascoltavano l'intervento annuire e sorridere, perché questa cosa è successa anche in Italia. Io credo che la generazione di Ines, nella generazione di Ines tutti quanti ricordino che a scuola c'era una discriminazione nei confronti di chi parlava il dialetto e non si sapeva esprimere in italiano. Quindi la cosa bella di condividere è capire dove ci sono le differenze culturali e storiche, ma anche dove sono, e secondo me sono molti più di quanto si possa immaginare, i punti di incontro. E la cultura, la letteratura e la musica hanno questo grandissimo potere di far capire quali sono questi parallelismi. Parlando di quello che succede, Ines e Flavio vi hanno fatto questa narrazione di che cosa c'è dietro il premio. A me piacerebbe utilizzare questi secondi che ci rimangono prima del collegamento. Vedo i nostri ospiti che sono già pronti, quindi non ruberò molto tempo. Ho bisogno e voglia assolutamente di citare una serie di nomi e di enti che rendono possibile tutto questo che voi state vedendo in streaming e che per tanti anni è stato, e mi auguro sia già dall'anno prossimo possibile, in presenza. Allora, il premio Ostana è organizzato dalla Ciambrodoc, che è un'associazione che lavora sul territorio da anni. Ines, quanti anni? Dal 1990. Quindi sono tantissimi anni, e insieme al comune di Ostana, con la collaborazione del CIRDOC di Béziers, con il Pen Club Occitan, Radio Lengodoc, con la collaborazione dell'ATL di Cuneo e di Netix, che è uno studio informatico, e ovviamente il sostegno della Regione Piemonte, della CRC e della CRT. Fanno parte dell'organizzazione del festival, quindi persone che fattivamente lavorano un anno, perché quando il premio Ostana finisce si comincia a lavorare per quello successivo. Non sono assolutamente in nessun tipo di ordine, ve li dico così selvaggiamente: Giacomo Lombardo, Marzia Rei, Flavio Giacchero, Maria Teresa Torino, Joan Frédéric Brun, Marion Cornet, Carlo Zoli, Andrea Fantino, Valentina Musmeci, Fredo Valla, Mariono Miret e ovviamente Ines Cavalcanti, che è la nostra direttrice artistica. Mi piacerebbe spendere una parola su quello che è il logo della manifestazione, che è stato rinnovato ultimamente. Come opera artistica ovviamente ha una storia alle spalle. Voi il logo lo vedete sul sito, lo vedete sui nostri social e ovviamente lo vedete ogni volta che passa la striscia per cambiare argomento tra un video e l'altro. Il logo è stato rinnovato da Eliana Barbera, che è stata colei che ha curato il restyling, e lei dice: il premio è un'esperienza consolidata di incontri ed esperienze editoriali
che negli anni si sono adattate all'universo sempre più virtuale e multimediale. Quindi il nuovo logo ha voluto, come dire, rappresentare una sensibilità al digitale. Se voi vedete nel logo la O di Premio e la O di Ostana hanno un rapporto aureo, sono assieme, sono sovrapposte e questo rappresenta l'incontro tra le lingue madri, perché si incontrano ad Ostana, all'ombra del Monviso che è presente nel logo, e le linee tratteggiate che ci sono sullo sfondo rappresentano tutti i percorsi, le strade di tradizione e di traduzione che si incontrano sul territorio. Penso che questo sia un messaggio molto bello, no? Potete immaginare come da un segno grafico ci sia una storia. Questo succede per tutti i segni grafici, dalle pitture rupestri, tutti i simboli degli esseri umani sono sintesi di una storia che c'è alle spalle, e a me piaceva raccontarvi quello che c'è stato nell'ideazione di questo logo. Cito ancora, non per ordine di importanza, il nostro ufficio stampa, curato dalla Babel Agency, per la persona di Greta Missori e Martina Po, che hanno fatto un lavoro encomiabile quest'anno, permettendo al Premio Ostana di essere presente su alcune delle testate giornalistiche più importanti, italiane e anche straniere, perché ho visto che anche su giornali francesi sono uscite delle notizie sul premio. Faccio alcuni nomi perché dire importanti è importante, ma dire che siamo usciti sul Fatto Quotidiano, sull'Avvenire, sul Manifesto, sulla Stampa, sul Corriere, su Venerdì di Repubblica e sulla Repubblica, credo che sia molto importante per dare visibilità a un lavoro che non solo coinvolge tante persone nell'organizzazione, ma molti artisti e molti autori anche nella parte fattiva. Chiedo a questo punto alla regia di mandare la piccola sigla che introduce i nostri prossimi ospiti. Bene, noi siamo qui con i nostri ospiti direttamente da Guardia Piemontese, che potremmo, come dire, chiamare un'enclave occitana nel sud Italia. È un posto in cui io personalmente sono stata diverse volte e di cui conservo bellissimi ricordi, perché lavorare in un posto dove si sta bene è un lavoro a metà ed è un grande piacere. Ma non rubo altro tempo a Ines e a Flavio che condurranno questo intervento. Grazie. Allora, buongiorno a voi e siamo ben contenta di voi avere sì e in questo diretto per non scontiare la giornata in cui, che è una giornata storica per Guardia Piemontese. Vi passo la parola. Buongiorno a tutti, siamo contenti di avere due rappresentanti di Guardia Piemontese. Oggi per loro proprio combinazione il 5 è una giornata storica, la giornata di oggi è una giornata storica, vi diranno loro il perché e incomincio a passare la parola così ci raccontano. Buongiorno, siamo io con Francesco Treviso. Oggi è una giornata importante per Guardia Piemontese perché il 5 giugno è la giornata della memoria. Nel 2008 il compianto sindaco Gaetano Cistaro, all'epoca io ero assessore, istituzionalizzò la giornata della memoria per non dimenticare l'eccidio che ci fu a Guardia Piemontese il 5 giugno del 1561. In quel giorno uomini, anziani, donne, bambine furono uccisi indistintamente e il sangue scorreva giù dal paese fino ad arrivare alla principale porta di accesso che da quel giorno diventò Porta del Sangue. Oggi vogliamo ricordare a distanza di 460 anni quel tragico evento e per me Francesco oggi è una giornata ancora più importante perché dopo 460 anni noi due abbiamo deciso di diventare valdesi e quindi siamo molto emozionati per questo passo che stiamo per compiere e faremo oggi pomeriggio alle 18 un culto pubblico presieduto dal pastore Jens Hansen
E poi la giornata si concluderà con una rappresentazione dei pupi sulla storia di Gianluigi Pascale. Il tutto viene realizzato grazie ai fondi 8 per 1000 della Chiesa Valdese, che grazie ad un piccolo finanziamento ci hanno permesso di realizzare questo spettacolo, alla quale hanno partecipato tante persone a cui noi teniamo molto, tra cui anche una persona che avete nominato poco fa tra gli organizzatori del premio Stana, che è Fredo Valla, che ci ha dato un bel contributo dal punto di vista, diciamo, della regia. Quest'opera è stata realizzata da Angelo Sicilia, che è uno dei più bravi pupari siciliani. Perché è nata quest'opera? Perché nel 2019 a Guardia Piemontese è stato realizzato una rappresentazione dei pupi sulla storia di Martin Lutero. Era il 31 ottobre, la giornata della Riforma, ed erano 500 anni esatti il giorno in cui vennero affisse le tesi, le 95 tesi davanti al castello di Wittenberg. Per tale motivo ci siamo ritrovati tutti, diciamo, vicino al comune a chiacchierare sulla possibilità di realizzare un'opera che parlasse di Guardia, della nostra storia. In quel giorno c'era anche la cantastoria Francesca Prestia, che è l'unica cantastorie donne calabrese che rimase molto colpita da questa storia, e io allora lanciai l'idea di poter realizzare, grazie al centro culturale che avrebbe coordinato, diciamo, il progetto, quest'opera che parlasse della storia di Guardia. Poi abbiamo deciso di farla sulla storia di Gianluigi Pascale. Angelo Sicilia era molto contento e da allora si è creata una bella sinergia fra tutti noi fino ad arrivare a quest'opera che sarà veramente molto bella. Ringraziamo la Ciambra Doc che ci ha offerto le basi, diciamo, strumentali, alcune delle quali verranno sentite oggi tra una pausa, tra un atto e l'altro della scena. La collaborazione, ringraziamo Claudio Ciarlo che diciamo, ha organizzato il testo dell'opera, e ringraziamo Marco Fratini con Fiorenzo Tundis, che hanno fatto uno studio storiografico e bibliografico importante. Quindi questa sinergia ha portato poi alla realizzazione dell'opera, che oggi per la prima volta verrà messa in scena a Guardia Piemontese. C'è poi Angelica Pedatella che ha curato la parte finale, diciamo, dell'opera, e poi vogliamo ringraziare anche una importante artista calabrese, un'attrice, Loredana Ponti, che farà uno spettacolo conclusivo. Non vogliamo anticipare, poi speriamo di riuscire, riproporremo questo spettacolo anche ad agosto, speriamo ad agosto, e poi vorremmo registrarlo in maniera adeguata da poterlo poi trasmettere anche online per farlo vedere a chi, insomma, vuole partecipare a questa iniziativa. Ti ringrazio molto, e vorrei che per i nostri telespettatori che seguono il premio Stana, non tutti sanno che cos'è Guardia Piemontese, che brevemente me la indicassi geograficamente e dicessi due parole, proprio perché si chiama Guardia Piemontese, perché lì si parla la lingua occitana, e anche perché oggi è ritornata la religione valdese a Guardia Piemontese dopo tutti questi anni in cui i valdesi sono stati massacrati. Allora, Guardia Piemontese è l'unica minoranza linguistica occitana del meridione. Siamo l'unica, in Calabria ci sono 3 minoranze linguistiche, quella grecanica, quella occitana e quella arbrescia. Noi siamo una minoranza nelle minoranze. A Guardia Paese ancora si parla l'occitano, o meglio il guardiolo, che è l'occitano contaminato, diciamo, dalle parole calabresi. Qui ancora l'occitano si insegna a scuola, fa parte del curriculum e viene insegnato una volta a settimana, quindi fa media in pagella. Si realizzano, grazie all'Istituto Scolastico Gaetano Cistario, diverse manifestazioni tipo teatrali o balli, dove viene sempre promossa la lingua occitana.
Guardia Piemontese è l'unica città europea della riforma del Meridione. Siamo insieme a Torre Pellice e a Venezia gli unici 3 paesi in Italia che hanno questo titolo proprio per l'importanza che ha rivestito nella riforma protestante. Ci chiamiamo Guardia Piemontese perché tra la fine del 1200 e gli inizi del 1300 arrivarono in Calabria piemontesi, valdesi che parlavano occitano e si trasferirono in diverse località della Calabria. A Guardia Piemontese si trasferirono alla fine ed è l'unico paese fondato esclusivamente da valdesi ed è l'unico paese che affaccia sul mare. Siamo qui in provincia di Cosenza, siamo in una zona geografica fantastica perché passiamo in soli 2 chilometri dal mare alla montagna. Siamo organizzati con l'aeroporto di Lamezia Terme, potete raggiungerci e arrivare alla stazione di Paola. Le uscite dell'autostrada sono quelle di Tassia a nord e di Falerna a sud. Geograficamente siamo fortunatissimi, quindi in questo momento non possiamo trasmettervi con le sole parole quello che riusciamo a vedere dal nostro panorama. Quindi vi invitiamo a venire qui e a vederlo con i vostri occhi. Vorrei aggiungere che poi, per chi non conoscesse Guardia, abbiamo le Terme Luigiane che sono le prime in Italia e seconde in Europa per le caratteristiche salsobromoiodiche delle proprie acque, quindi anche questo è un bel motivo per venire. Abbiamo un bellissimo mare, abbiamo terra, cioè montagne e mare, come diceva Francesca, a 2 passi, ed è bello poter venire anche a scoprire i sentieri valdesi. Il Centro Culturale Gianluigi Pascale ha realizzato, mappato e grazie anche al supporto del CAI circa 80 chilometri di sentieri che sono facilmente percorribili. Ci sono dei posti incontaminati con delle affacciate mozzafiato, degli spettacoli naturali straordinari con delle felce preistoriche che si ritenevano estinte, e abbiamo anche un tritone alpestre che per tantissimo tempo... Un ritrovamento importantissimo. Infatti vi invitiamo a visionare sul sito Valdesi di Calabria, appunto, qualche informazione in più sui sentieri che in poche righe non possiamo, diciamo, racchiudere. Quindi se visitate il sito avete la possibilità di vedere un po' tutto il lavoro che fa il Centro Culturale Gianluigi Pascale, anche perché qui in paese, oltre al museo ormai visitato da persone che arrivano un po' da tutto il mondo, abbiamo il laboratorio di tessiture, abbiamo una piccola biblioteca, quindi vi invitiamo a venire a Guardia, siete i benvenuti. E c'è tanto da vedere. Allora, io posso testimoniare che quello che loro dicono è vero, perché io a Guardia Piemontese sono andata e continuo ad andare, ma c'è stato un periodo in cui sono andata veramente tanto, perché organizzavamo il festival una settimana occitana, all'interno della quale c'era già allora un festival letterario che si chiamava La Guardia in Giallo. Sì. E dico sempre quando mi chiedono che è la mia vacanza ideale, perché a me piace tantissimo fare le terme, mi piace tantissimo il mare, e quindi diciamo che al mattino facevo queste 2 cose e poi verso le 5 del pomeriggio salivo su a Guardia Alta, che in effetti è una terrazza sul mare ed è bellissima ed è già 500 metri, cioè tu parti dal mare e dopo pochi chilometri arrivi a 500 metri e ci sono delle sere in cui scende la nebbia e fa perfino freddo. È veramente, voglio dire, dal punto di vista... E poi devo dire che quando mi hanno fatto delle interviste alle radio in questo periodo e giornalisti dove mi hanno chiesto sulla questione delle lingue, e io devo dire che veramente Guardia Piemontese è impressionante, perché un paese piccolo così ha comunque una resistenza per quanto riguarda la tenuta della sua lingua, della sua cultura e della sua storia, che è veramente un caso forse abbastanza unico nel mondo. Un giorno, tanti anni fa, ho portato un giornalista che aveva fatto un grosso servizio su una rivista,
E questo quando è uscito mi ha detto, ma è impressionante perché loro parlano di questa storia dell'eccidio come se fosse capitato ieri e lì vedi proprio l'importanza della memoria perché praticamente da una generazione all'altra questa storia di Guardia Piemontese, questa Porta del Sangue, queste porte che avevano un abbaino da cui si poteva vedere se loro si erano veramente convertiti. Questo obbligo tutti gli anni di andare a Paola al santuario per redimersi, tutto questo è rimasto impresso nella memoria e si passa da una generazione all'altra e tutte le persone di Guardia Piemontese Alta sono impregnate della lingua, della cultura e della storia del loro paese. È molto interessante e anche impressionante. E proprio voglio finire in questa giornata intanto ringraziandovi tantissimo per questa diretta che avete fatto, che per noi è molto preziosa. Chiudendo con Flavio Giacchero, che appunto è un endomusicologo e che con il gruppo I Bleu Lazare su Guardia Piemontese ha fatto un canto per ricordare proprio questa storia. Sì, intanto saluto l'amica Gabriella e Francesco. Ciao. Sì, volevo ricordare appunto come le parole giuste che dici tu, Ines, che hai detto tu, la memoria, sì, ma perché questa memoria così intensa ancora? Perché probabilmente anche ci sono state delle atrocità così folli, così veramente assurde che devono assolutamente essere ricordate, cioè si parla, lo sapranno meglio loro di me, comunque tipo credo 2000 morti in 11 giorni con cadaveri squartati, appesi ai pali, insomma una tragedia veramente immane. Noi quindi appunto perché oltre comunque alla meraviglia del luogo, del posto splendido, hanno anche una straordinaria accoglienza, sono molto ospitali. Noi infatti come gruppo Bleu Lazare abbiamo avuto la fortuna di essere loro ospiti, di stare giù per un po' di tempo suonando e con le amicizie che si sono create con questo splendido territorio e le storie drammatiche ma anche non, come ad esempio questa che ci raccontate oggi del ritorno dei Valdesi dopo 460 anni, che mi sembra una bella notizia, abbiamo deciso di dedicargli, cioè in realtà era un'idea che era nata all'epoca, poi l'abbiamo realizzata, a dedicare un brano, un canto, una canzone, un pensiero. Così è nata la Gardio in Occità, il testo in occitano, che Gardio vorrebbe dire la sentinella, ma meglio ancora il mercenario, che ci siamo immaginati una prospettiva di un mercenario che si trova lì in mezzo a questo massacro, a questo macello, e in qualche modo non è che se ne penta più di tanto, ma vede negli occhi di queste persone, non vede la paura così come ce l'aveva in realtà lui. Ecco, ed è stata, abbiamo voluto appunto fare semplicemente questa dedica per mantenere forte anche il nostro contatto e la nostra dedica a questa splendida cultura, a questo splendido posto, a queste splendide persone. Ricordo ancora che tra l'altro oltre alla Porta del Sangue, ahimè, ma c'è anche la Piazza dei Valdesi, mi sembra, giusto? Piazza dei Valdesi, sì. Piazza della Strage. Esatto, quindi tutti i luoghi che comunque ricordano memoria. Ines, non so, io credo che loro abbiano ancora tante cose da fare oggi, quindi forse possiamo lasciarli andare alle altre loro, al resto della manifestazione, che tra l'altro ricordiamo che coincide con la giornata mondiale dell'ambiente e che ricordiamo che l'ambiente è fatto anche di cultura, no? Perché insomma siamo artefici in qualche modo, quindi loro sicuramente hanno un'attenzione lodevole di questo. Quindi vogliamo salutarli, vogliamo lasciarli andare finalmente ai festeggiamenti. A prepararsi per questo bell'evento che li attende questa sera. E vi ringraziamo, grazie mille Gabriela, grazie mille Francesco, grazie per questa testimonianza e grazie anche per aver raccontato una di quelle tante parti di piccole storie dell'Italia che poco si conoscono e non finiscono mai sui libri di storia, ma che io credo dovrebbero avere dignità, no? Di essere conosciute al pari di tante altre. Quindi grazie mille per aver messo i nostri spettatori a conoscenza di questo. Buona giornata e buona festa per quest'oggi. Grazie. Grazie mille anche a voi, grazie. Siete alla Guardia.
Assolutamente sì, quest'estate in vacanza tutti alla Gardio. Vi hanno anche spiegato come arrivarci, quindi non ci sono più scuse. Ciao. Ciao. Grazie, arrivederci, grazie mille. Bene, noi proseguiamo con i nostri contributi video legati ai premi Ostana trascorsi. Stamattina abbiamo aperto, come tutti i giorni, il premio facendovi vedere quelli che sono stati i contributi del Partagiarno, quindi tutti i nostri ospiti che hanno, come dire, mandato un loro contributo. Come al solito vi ricordo che anche voi siete invitati a farlo. Quindi se avete voglia e piacere, avete tempo fino a questa sera di mandare sui nostri canali social, YouTube, Facebook e Twitter, il vostro contributo. Che cos'è per voi il partagiare, il compartir, il condividere? Sarebbe molto interessante avere qualche feedback da parte vostra. Io ricordo sempre che quando siamo a Ostana, tra un intervento e l'altro, tra una conferenza e l'altra, un concerto e l'altro, le persone si incontrano, no? Nei vari spazi del paese, si parlano e condividono. Questa cosa quest'anno non è possibile in presenza, ma è possibile grazie alla tecnologia che ci supporta. Quindi sappiate che i vostri interventi, video, audio, scritti, ma se ci mandate qualche video almeno vi vediamo anche in faccia, sono assolutamente i benvenuti. Volete aggiungere qualcosa, Flavio, Ines, o lasciamo la parola alla regia? Direi che possiamo lasciare la parola alla regia, credo che forse si potrebbe mandare anche la Gardio proprio, la musica, Assolutamente la sì, dedica, sì, assolutamente credo che sia sì. stata Allora, preparata se non mi sbaglio. sì, certo, chiediamo alla regia di mandarci la sigla e subito dopo mandarci questo brano che Flavio e Biola Hazard hanno composto ricordando appunto gli eventi che sono accaduti a Guardia Piemontese. Quindi vi lasciamo con la sigla e con il video musicale. Grazie e a più tardi.